E l'Inghilterra. Good morning. Good morning. Shuntikon! Posso lanciare qui? Mi dà fastidio per correre! Va bene, lo lasci lì. Ah, grazie! Si vede che siete appena sbarcati. Ma lei si rende conto che i tedeschi sono qua da 4 anni o è completamente idiota? Sorry, io chiamo Vladimir Krosky e ho 19 anni. E sta cercando una madrina di guerra? Sì. Io cosa devo fare con tutti quei barattoli? Ma non parlo dei barattoli. Io parlo delle madrine. Mi trova carina? Signorina, io ho già detto non posso dare distinzioni. Non importa. Lei, in America, con la sua madrina di guerra, che cosa ci fa? Ci vado al cinema, esco sera. E la bacia? Oh, signorina, è disgustoso. Insomma, la bacia o non la bacia? Oh, no, signorina, io non posso dare. Marie, tua figlia si è fidanzata con un americano. La mia bambina! Sì? Tesoro, vieni tra le mie braccia! Questa poi, formidabile, non ha sbagliato qui. Ah no, si sbaglia. Sì. Marie, hai munto le vacche? Ma certo che le ho avute! Ma dove ho la testa? Ho lasciato il ferro da stiro attaccato! Vado subito a staccare la spina! Brava cara. Tesoro, ma lo sai che occupano molto meno posto quando sono state stirate? Che cosa? Le vacche! Non capisco perché non ci ho pensato prima. Buongiorno signori. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeah! Die Soldaten durch die Stadt marschieren, öffnen die Mädchen die Fenster und die Türen. Ein Warum, ein Darum, ein Warum, ein Darum, ein Kuss, wenn es stimmt, da hast du Boom, da hast das da. Jawohl, ein Kuss, wenn es stimmt, da hast du Boom, da hast das da. Allora ti è piaciuta la casa? Oh sì, c'è una puzza terribile, ma... Oh, ecco cos'è che puzza! Oh beh, non sono poi tanto male quegli stivali! No, infatti, sai Jerry, che questi ragazzi sono vestiti proprio bene, hanno un bello equipaggiamento, buone pistole, belle, mica come i nostri clowns. No, molto meglio! Sì. Dopo data gli sbucano a milione bottiglie. Sono dei bravi ragazzi. Sì? Mi dia un'altra goccia. Adesso lei sta esagerando. Scusa, dove sono i cessi? Di cosa? Il cesso! Ah, l'hanno appena beccato. Nella fossa. Con tutti gli onori militari. Quanto tempo era che non venivi a trovare il tuo vecchio babbo e la tua mamma? Come sarebbe a dire, vecchio babbo? La mamma scherza sempre, non è cambiata affatto. Marie? Marie!
risponderò! E allora, vecchia mia, non ci resta che procedere. No, Cipriani, così no! Mi fai venire il mal di testa. Cipriani! Heinz Schnittermach! Ti ha rifilato un buco, sì? O no? Non ve la dirò! Non ve la dirò! Non ve la dirò! Fermatevi! Abbiamo fatto le prove. 1, 2, 3. Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren, öffnen die Mädchen die Fenster und die Türen. Ein Warum, ein Darum, ein Warum, ein Darum, ein Kuss, wenn es stimmt, da rassa bum, da rassa sa. Ein Kuss, wenn es stimmt, da rassa bum, da rassa sa. Signora, non mi guardi in quel modo. Non è colpa mia se gli altri 118 sono morti. E cosa ci posso fare? Almeno un soldato mi occorre, no? Ma datemi almeno un segno di comprensione! Visto che Marie non arriva, io vado a finire di montare il pastore. Non mi sembra carino lasciarlo lì con le gambe staccate, le budella all'aria. Mi dà fastidio. E ci sarebbe del porto? No, perché mi piace bere del porto prima di mangiare. Abbiamo solo martini. No. Il martini no. Il direttore della casa è protestante. Lei ha qualcosa contro i protestanti? Il dente avvelenato. E ci potrebbe sapere il motivo? Non portano la cravatta. Signori, vi presento il reverendo... reverendo? Taylor! Robert Taylor! Ma lei è Robert Taylor! Cosa? Venga a sedersi qui con noi! Salve, ufficiali. La casa è vostra? Però, ve la siete cavata con pochi danni voi. Se vedeste il resto del villaggio... Tutto raso al suolo? Continui lei, tenente. Io l'ho avvisato con sufficiente riguardo. La sua casa non si inserisce nell'allineamento.